Sì, hai iniziato. Allora, sono Andrea Bullini, buonasera a tutti. Mi scuso se vi annoierò con un argomento un po' tecnico a quest'ora. Io normalmente faccio nella mia vita professionale il commercialista, sono iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e mi occupo di area pubblica, di controllo, di revisione di bilancio, sia nell'ambito delle aziende partecipate, sia nell'ambito delle ASL, delle IPA e quant'altro. Parleremo un po' in generale delle società partecipate e raccolgo subito la provocazione di Enrico, anche perché la vorrei un po' demolire questa provocazione, e dopo faremo un caso concreto che io vivo, essendo componente dell'organo di controllo, collegio sindacale e seguendo i modelli 231 di Veneto Acque, e quindi di un patrimonio di gestione molto importante che è attinente la rete primaria, ovvero gli acquedotti fondamentali che portano l'acqua e tutto quanto ne consegue alle reti secondarie, ovvero le società di erogazione. Le società, vediamo di andare avanti, ecco, ho dato una definizione ma non voglio entrare adesso all'interno troppo perché l'onorevole mi sta Simonetta subito richiamando, però sono concetti importanti. La provocazione di Enrico è che qualche consigliere regionale parla, e vi rispondo subito, a vanvera sulle società partecipate, sia della maggioranza che dell'opposizione. Non è vero che non servono, servono e sono uno strumento. Non è vero che il Veneto è appesantito più di altri, perché qui è stata citata la Toscana, è stata citata la Lombardia, è citata la Campania, c'è la Corte dei Conti sul Molise, sono devastate dal sistema delle società partecipate. Il Veneto, paradossalmente, con un riordino, quindi andiamo subito alle proposte, con un riordino, con una concettualizzazione diversa, può essere funzionale ai servizi che dobbiamo dare. Perché società partecipate? Mi spiace che poi un po' l'uditorio si è snellito e sarebbe così un gentleman agreement che siccome dalla mattina ascoltiamo alla sera arriviamo, però capisco che ci sono motivi privati, ma quando le magnifiche sorti progressive dell'economia di mercato, del graditissimo Babà, dice non serve l'azienda pubblica, la conosciamo o no questa azienda pubblica? L'azienda pubblica sia dell'ente locale territoriale, comuni, quindi parliamo di tutta la rete di, è stato citato CTV piuttosto che Veritas, ma potremmo parlare anche delle grandi, di Ascoldi, di APS o quelle regionali. Noi oggi qui parliamo di una progettualità regionale. Dobbiamo capire che questa tipologia di aziende possono esserci utili per la nostra vita quotidiana, perché prendiamo un treno, perché per esempio entro a palla, scusate, ecco, io trovo già che c'è una società per il Veneto, forse ai sistemi territoriali, che potremmo caricarla, faccio una provocazione, fa la linea Adria, abbiamo qui un amico di Cavazia, fa la linea Venezia-Adria, è una società che funziona bene, ho avuto occasione di frequentarla, potrebbe essere la nostra società regionale, perché abbiamo degli strumenti da utilizzare, cerchiamo di utilizzarli. Detto questo, allora passiamo ai concetti, abbiamo dei concetti generali su cosa sono le società partecipate. Vorrei darvi un elenco veloce delle società, ecco, non entro nel focus del settore pubblico che parla quello che dicono i giornali, queste società non funzionano, fanno delle perdite e quant'altro. Ricollocandomi alla provocazione di Enrico, c'è un consigliere regionale che ne ha azzerate 3 nel suo comune quando faceva il sindaco, proprio le ha azzerate, che dice che non servono a nulla. Potremmo un po' dibattere con lui, perché sicuramente questi dati parlano di perdite di bilancio, parlano di diseconomie, però ci danno anche un profilo in cui queste società possono essere un'opportunità. Vado all'elenco, ecco, scorrendolo velocemente e per darvi delle notizie, vabbè, abbiamo Autovie Venete dove partecipiamo perché sono le aree autostradali, College Barbarana Morosini lo conosco molto poco, è un centro di formazione che è dove c'è il QOA, e Concessioni Autostradali Venete, ecco il cavo. Questa è una delle grandi società che è stata anche oggetto di interessi, un po' di anche indagini non dirette ma marginali. È quella che segue i passati di Mestre, società che manterrei e implementerei personalmente. Ferrovie Venete, lascio stare, credo che sia una scatola vuota, partecipata da sistemi territoriali. Sì, è partecipata da sistemi territoriali, era una purpose vehicle, cioè una società pronta a fare qualcosa. Beh, Finest, noi partecipiamo con il Friuli e qui sarebbe tutto da aprire un grande capitolo, perché il Friuli, al di là dei colori politici e dell'ultimo sicuramente view della grande presidente Serracchiani, ha un bello strumento che è Friulia, che dopo
arrivando all'ultima, che non è alfabetico, è una società che è capace di fare le attività di Veneto Sviluppo, ma anche le attività tipiche di gestione, di accompagnamento delle società. Cioè, io poi ne parleremo, avremo una grande idea, dove un grande contenitore Veneto, anche Asco Holding e altri, entrassero dentro la nostra nuova Friulia. Poi abbiamo l'immobiliare Marco Polo, non è rilevante, la Rocca di Monselice, Rovigo Expo la conosco i colleghi sono dentro, sta andando in liquidazione, SIS è la società di Bassano dei parcheggi, quindi la regione c'è entrata, non so, forse per caso, non so le motivazioni, e la gestione del verde pubblico, diciamo quelle società di attività tipiche dei comuni, sistemi territoriali, la ferrovia, la Vacca Mora di Venezia, Adria che ho citato prima, poi la Levagna era un grande desiderata, so che sta andando in liquidazione, era l'autostrada Venezia-Monaco, sarebbe stata una grandissima opportunità per l'autority, ovvero autorità portuale veneziana, perché saremmo diventati competitivi rispetto a tante altre realtà portuali. Non c'è, non si farà, quindi si arriva, diciamo, più agevolmente a Cortina e dintorni. Poi la società veneziana Edilizia Canagande, non mi soffermo, sì, è sempre con un focus molto limitato. Terme di Recoaro, sono le terme di Recoaro, che ecco, questa non la trovo strategica, potrebbe essere anche ceduta, però qualcuno magari del Vicentino mi ha detto di no. Veneto Acque, che ne parliamo adesso. Veneto Innovazione, un bellissimo contenitore di operatività, di progettualità sui finanziamenti regionali. Oggi si è fatto anche qualche accenno di finanziamenti regionali collegati ai finanziamenti comunitari, però ha avuto dei trascorsi un po' difficili, c'è stato anche la morte, il suicidio anche dell'amministratore delegato a suo tempo, insomma ha vissuto qualche tristezza. Veneto Nanotech dentro il Vega, un'altra società secondo me da valorizzare nell'ambito di sviluppo di partecipazioni innovative, e lo fa, c'è stato anche un forte apporto degli industriali, ecco, qui risponderei a Babà. Veneto Promozione la conosco poco, però ha un focus molto limitato. Veneto Strade, la famosa cabina di regia che si parlava sulle strade, sì, ancora dal 2000, con le prime nevicate, dove sono state conferite pezzi di strada, pezzi di attività di ANAS, con ANAS, poi anche le società provinciali. E Veneto Sviluppo è il grande gioiello, che è la nostra finanziaria regionale, sia per i finanziamenti, ed è una società dove essenzialmente stanno i focus dei finanziamenti e dove stanno le partecipazioni. Questa, a un qualsiasi candidato alla regione, direi: bene, prendiamo questa società, diamole un profilo e l'esperienza di Friulia e creiamo una grande holding regionale in cui conteniamo sicuramente tutto il brand, il filone del finanziamento, quindi l'accompagnamento delle aziende a operazioni più importanti, più significative, però diamole le partecipazioni, ecco, vorrei essere chiaro su questo, diamole le partecipazioni anche di altre società e diamole le partecipazioni anche quelle innovative, che tipo, un termine usato e abusato, il private equity, che non significa altro che una quota di partecipazione per creare sviluppo. Però sul Veneto Sviluppo ci sono le banche dentro? Ci sono anche le banche, e ovviamente le banche servono a supportare tutta l'area finance, tutta l'area di finanziamenti. Non ho pensato adesso a un assetto di capitale che prevede la loro uscita. Potrebbero essere anche loro partecipi di ulteriori idee di partenariato, di collaborazione pubblico-privato. Allora, ecco, Veneto Acque, e mi focalizzo su questa non per solo per la conoscenza, è secondo me una buona società regionale. Non vorrei dire un'eccellenza, ma è una società con una grande visione di trasparenza, e questo lancia un altro tema alla politica. Dobbiamo investire, lo dicevamo prima con l'amico Paolo Vallese, moltissimo sulla trasparenza e sulla legalità di questo mondo, perché è un mondo che viviamo in questi mesi, dal 3 giugno 2014, ma anche molto prima, mondi che hanno dimostrato una loro illegalità. Quindi è importantissimo capire e vivere trasparenza, regole, codici etici, modelli. Quando sentite parlare per esempio di modelli 231, ormai se ne parla molto, anche se il pubblico ne risente meno, non sono altro che un sistema di regole, lo semplifico così, che ci aiutano a monitorare e a prevenire i reati che possono essere prodotti all'interno di queste società. Una cosa molto importante che vorrei focalizzare è dire sì, legalità è fondamentale. Dovremmo ragionare, salto un po'
di palo in frasca, ma lo faccio per aprire e tenere aperto anche i futuri dibattiti. Cosa faremo dopo? Ne parlavamo con Jacopo Molina, che si impegnerà sicuramente nella candidatura a sindaco di Venezia. Dopo aver finito questo Mose, il Mose va finito, i dibattiti alla Bettini e compagni che si deve chiudere è improponibile perché si sono spesi oltre 4 miliardi, ci dovrà spendere altri 2. Chi gestirà un domani questa struttura? Certamente si deve andare a gara come qualsiasi concessione, però la Regione, a mio modesto avviso, proposta, potrebbe essere un protagonista assieme all'ente locale o agli enti locali, perché abbiamo interessato e anche inquinato il Cavallino con l'attività del Mose, c'è tutta una costa del Cavallino che è interessata da questa questione. E Veneto Acque, ci arrivo, potrebbe essere anche una parte, una componente di gestione di tutto il sistema idrico. Veneto Acque era nata con una grande ambizione, che era quella di essere la holding delle acque, cioè quindi nel Veneto di poter gestire tutto il sistema idrico. Ha fatto delle aree e ha condotto delle operazioni di natura edilizia, di natura costruttiva, per costruire tratte di acquedotto molto funzionali. Vi dico solo che Asiago, qui parliamo di montagne acque, noi abbiamo, viene rifornita da Etra attraverso una condotta primaria portata da Veneto Acqua, perché sennò l'altipiano d'Asiago non avrebbe acqua, perché non ha condotte e non ha fiumi naturali. Adesso dicono che è bene non avere fiumi naturali, che è il Montello che non ha fiumi naturali perché non può succedere quello che succede nel Fronto, però dobbiamo metterci d'accordo perché l'acqua è anche una risorsa. 10 giorni fa ne appena in 3 stelle c'era l'acqua. La quarta bassa, sì, ma questo dico quello che leggo. No, scendeva dal Montello. Ma quello, ripeto quello che hanno scritto. Scendeva dal Montello. Esatto, sì, però non ha corsi d'acqua, chi l'ha scritto non ha detto una stupidaggine e non è attraversato da condotte particolari che potrebbero creare. Non è vero neanche così. Sì, ecco, questo è il modello strutturale degli acquedotti del Veneto, che è un modello che va a definire quali sono le aree di intervento, va implementato secondo me, va ragionato e va ragionato in un termine molto caro a tutti i dibattiti politici, che è l'acqua come bene comune, come bene pubblico, perché nel momento in cui manteniamo una stretta, complessa, articolata manutenzione, produzione direi, scusate, quindi costruire gli acquedotti, manutenzione, perché Veneto Acque si occupa anche della manutenzione del sistema idrico primario, vuol dire condotte altri 2 metri che vanno a portare questo bene primario, riusciamo a mantenere la sua valenza pubblica, ma non come un mito, io non mi fermo ai miti, come un valore, perché anche ho seguito molto attentamente, lo avrete fatto anche voi, i dibattiti di Bassanini, di altri, quando ci fu il referendum. Benissimo, potremmo anche discutere che questo bene primario, perché è primario quanto un trasporto pubblico se non di più, quanto un asilo, una materna, quanto un istituto scolastico, universitario. Però quando ci veniamo a chiedere se questo potremmo metterlo giustamente a gara, potremmo creare dei problemi, dei ragionamenti, perché dietro a tutto questo ci sono tariffe. Quello che ci manca è un ragionare su un bacino unico. Veneto Acque potrebbe funzionare molto bene se in questa idea di unificazione avessimo un unico bacino integrato in ambito acquedottistico. Cosa vuol dire? Noi abbiamo 8 bacini in tutto il Veneto, se qualcuno ha altri dati magari mi corregga, 8 bacini, ce ne sono altri per quanto riguarda il ciclo rifiuti, il ciclo ambiente e quant'altro, ma 8 bacini per l'acqua, ne basta uno solo che sia alimentatore delle attività e delle produttività inerenti all'acqua. Questo permetterebbe a una società a intera partecipazione regionale, perché al 100%, di interagire con tutta l'altra rete, perché da Veneto Acque arriviamo a ragionare con Etra, arriviamo a ragionare anche con soggetti che sono anche quotati, pensiamo a PS Era, ragioniamo con sistemi più piccoli, conosciamo Rocade Sile Piave Servizi, SIST, tutta l'area poi l'area di Treviso, che è l'Alto Trevigiano Servizi, Polesine Acque che sta vivendo una grossa ristrutturazione, qui il BIN, tutta l'area di Belluno. Però ci permetterebbe di avere un controllo, voglio usare un termine forse politico, democratico, ma trasparente di questo ciclo. La società avrebbe già una struttura e una vocazione per fare questo e così via.
Ecco, questo poi saranno a disposizione delle slide che ritengo tecniche ma utili. C'è lo schema del Veneto centrale, c'è il segmento dell'acquedotto del Garda, perché non mi sono soffermato su Acque Veronesi che hanno tutto un loro processo molto ampio, una società dell'eccellenza, e l'acquedotto Medemontano che interessa questa zona. Ecco, poi c'è tutta l'area della riconversione e riutilizzo, le aree dove si è lavorato di più: Boara Polesine, Badia Polesine, Cavarzere dall'Adice, che è una tratta, e Corvola dal Nord. Anche tutto un ragionamento sulla riconversione degli acquedotti industriali, dove vedete, voi che siete sempre attenti alla trasformazione. C'è un problema: l'acqua è l'acqua potabile, ma è anche l'acqua di scarico, l'acqua dei reflui, l'acqua fognaria. Abbiamo dei grandi problemi, pensiamo all'operazione SIFA, che è l'operazione su Fusina, agli acquedotti di Veritas, a tutta l'area della depurazione. È una grande opportunità, secondo me, che la Regione e una nuova politica, una nuova visione regionale dovrebbe prendere in esame. Do delle conclusioni, i temi andrebbero scomposti, riparlati. Chiudo su questo con una battuta per la sindaca sull'area del turismo e quindi di società partecipate. Allora, qui il bene comune di tutti l'acqua non c'entra, non aggiungerei nulla, e la possibilità di vigilanza e il controllo analogo, che è un tema che chi fa pubblico conosce molto bene. Chi si occupa di aziende partecipate, significa che se ho esternalizzato un servizio che dovrebbe stare dentro il mio ente locale territoriale, comuni, province, finora ci sono state, regione, o un servizio che dovrei per un insieme di regole mettere a gara, una direttiva europea che viene dalla sentenza ci permette di dare l'affidamento diretto a queste società e di produrre un'attività analoga a quella che farai dentro la mia direzione di visione, con un controllo. Cosa vuol dire? Che l'ente pubblico, quindi noi, la nostra rappresentanza politica, attraverso le sue strutture può mettere in moto dei sistemi di verifica per cui andiamo a far sì che ciò che fanno queste società, Veneto Acque, ma possiamo a Veritas, pensiamo ad APS, quant'altro, non facciano altro che quello che devono fare in interesse pubblico. Una battuta sul turismo e quindi su società partecipate. Noi abbiamo avuto una grande risorsa in questi anni che questa politica ha demolito e le province hanno demolito: le aziende di promozione turistica, che già la legge 30, perché è giusto, la manutenzione del verde è fantastica, è fondamentale, ci permette di fare un'attrattiva, ma nell'esaltato Alto Adige funzionano. Cioè esistono queste aziende di promozione che la demenza umana ha fatto sì che non possano fare promozione, perché la legge regionale 30 vieta la promozione ma solo la divulgazione, cioè dare i depliant e le informazioni che si danno a Piazzale Roma. Faccio un esempio: Padova e Treviso non le hanno mai quasi avute. Io ho seguito per 10 anni Venezia, che è in completo sfacelo, e lo leggete dai giornali con 80 dipendenti, ma sono una risorsa fondamentale. L'azienda di promozione turistica di Parigi fa promozione all'estero, cioè sta presso gli uffici di New York piuttosto che di Roma. Cioè, se vogliamo portare anche i flussi delle persone, ho capito che esistono i siti e gli informatici che comunque vanno implementati, ma dobbiamo avere degli strumenti, in questo caso società partecipate, anche su base regionale. Potremmo pensare a creare una grande azienda di promozione turistica, il Veneto, ma non solo per privilegiare Treviso, come è stato in questi anni, e questo era chiaro, di privilegiare Treviso. Alle fiere regionali si andava a portare solo Treviso, si dimenticava Venezia. Lo stemma era proprio una strada dei colli, bellissima, stupenda, ne ha dato una mostra. Una proposta a chi vorrà prendere in mano queste cose: una grande azienda di promozione turistica del Veneto, e che sia di contatto tra i territori e la politica e le persone. Grazie dell'attenzione.